Proseguono le ricerche coordinate dalla Prefettura di Agrigento del pensionato favarese scomparso da 3 giorni. Salva per miracolo una bambina su un barcone affondato, 44 i dispersi. Sostituito l'albero che aveva suscitato tanta vergogna. Sordi alle segnalazioni e la fogna ancora per strada in via Cavaleri Magazzeni. Domani la festa della Santa Patrona di Siracusa. Il mercato d'inverno del Castrum Favara. Bentrovati da TVA Notizie. Continuano le ricerche del pensionato di Favara scomparso da lunedì scorso. A coordinare le ricerche dell'uomo è la Prefettura di Agrigento, il servizio di Giuseppe Moscato. E la Prefettura di Agrigento a coordinare le ricerche di Agostino Fanara, il pensionato di Favara, di cui non si hanno più notizie dalla sera di lunedì scorso. Ieri in prefettura si è tenuta una riunione in modalità videoconferenza per il coordinamento delle attività di ricerca del 73enne, la cui scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dai suoi familiari lunedì. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto della situazione sulle ricerche sinora condotte dall'Arma dei Carabinieri e sono state avviate intese tra i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile per un coordinamento delle attività di ricerca che sono riprese questa mattina con diverse pattuglie a terra e con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri. Da quando si è appreso, l'ultimo posto in cui è stato visto il Fanara sarebbe il centro commerciale Le Vigne di Castrofilippo e pertanto le ricerche sono ripartite proprio dalla zona limitrofa allo stesso centro commerciale, con il concorso della Protezione Civile del Libero Consorzio che perlustrerà le strade provinciali circostanti, mentre le altre forze di polizia concentreranno le loro ricerche sulle strade statali e sulle arterie autostradali. Al momento della scomparsa il signor Fanara si trovava a bordo di un fuoristrada Suzuki modello SJ targato GA 91135 di colore bianco con il tettuccio nero. La prefettura ha diramato anche la foto dello scomparso e dell'autovettura. Si chiede anche la collaborazione dei cittadini. Chiunque abbia elementi utili per poter rintracciare lo scomparso può contattare direttamente il 112 o la prefettura allo 0922 48 31 11. Ancora un dramma in mare. Salva per fortuna una bambina. Erano partiti in 44 dalla Tunisia su una barca affondata. È l'inizio di un dramma, l'ennesimo dramma che coinvolge anche piccole vittime. Lei, la bambina di 11 anni della Sierra Leone, per fortuna si è salvata. Tutti gli altri, compreso il fratello della bambina, sono dispersi. È stata una camera d'aria a salvare la vita alla piccola. A prestare i soccorsi sono stati gli operatori della ONG Trottamar Terzo. La barca sulla quale aveva preso posto anche la bambina sarebbe affondata 3 giorni fa ed è sicuro un miracolo averla trovata in vita. Adesso si trova all'hotspot di Lampedusa. Saranno i magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento, coordinati dal procuratore Giovanni Di Leo, ad occuparsi della vicenda. Bisognerà capire cosa realmente sia accaduto nel mare, causa di tanti lutti. Ieri ci siamo occupati della fogna in via Cavaleri Magazzeni con la denuncia di Mare Amico per il mancato intervento di AICA e del Comune per eliminare l'insopportabile situazione. Una situazione, come si vede nelle immagini, che continua. Non sono praticamente sufficienti 21 giorni per superare l'emergenza. La dimostrazione che ad Agrigento le segnalazioni vengono regolarmente ignorate. E intanto nella stessa via da qualche giorno si è aggiunto un semaforo.
Ascoltiamo il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, all'indomani dell'aggressione subita. Amministrare una comunità è diventata veramente difficile. Tutto avrei potuto pensare nella mia vita tranne di subire una cosa del genere, anche perché ho sempre sostenuto la mia comunità nei 6 mesi della mia sindacatura senza indugio, così come ho sostenuto questo ragazzo con delle criticità. Sono stato, come dire, agganciato tramite i social perché aveva bisogno e necessità di alimenti. Era sabato, ho allertato il servizio Prince, il pronto intervento sociale, e con tempestività gli hanno consegnato dei generi alimentari. E da lì si è aperto il mio dramma, se così lo posso definire, perché è stato veramente un dramma. Ho subito delle continue minacce perché avevo necessità di soldi e di benzina. Ovviamente non potrei mai dare a disposizione ai servizi sociali del comune di elargire somme di denaro e benzina a chi ha delle criticità e delle dipendenze. Le dipendenze vanno contrastate, non assecondate. Ho fatto regolare denuncia. Appena uscito dall'ufficio postale mi vedo sbucare, come dire, questo giovane che mi ha aggredito e subito dopo mi ha puntato un'arma da fuoco. Dall'aspetto sicuramente, come dire, un'arma a tutti gli effetti, poi risulta essere stata, come dire, uno scacciacani, ma nella perquisizione che hanno fatto hanno rinvenuto un'ascia, hanno rinvenuto un piede di porco e hanno rivenuto un grosso martello. Io comunque vado avanti ad amministrare la mia comunità. Essere sindaco di una comunità significa agire con fermezza, con decisione, con slancio e accantonare quello che succede. Nel senso che io sono oggi al mio posto di lavoro, sono per servire la mia comunità, sono per andare avanti, fermo restando che mi aspetto una risposta decisiva da parte dello Stato. Un sindaco non può essere, come dire, in balia del primo balordo che capita, anche perché questo soggetto da circa un anno la madre è ricoverata in una struttura per donne in difficoltà a causa delle violenze subite dallo stesso. Ragion per cui è un soggetto da attenzionare, è un soggetto che ha dato disturbo al vicinato, è un soggetto che ha bisogno di essere curato. Io, nonostante quello che ho subito, la mia amministrazione è partita con l'attenzione a coloro che hanno disagio, ai più deboli della società, e continuerò a farlo. Sosterrò principalmente i soggetti con fragilità e cercherò di aiutare i soggetti con svantaggio. Mi pongo però una domanda. Ho avviato un percorso con 2-3 ragazzi per avviarli in una comunità per tossicodipendenti. Questo forse è il prezzo che sto pagando per aver iniziato questo percorso. Il sindaco di Ravanusa sollecita i finanziamenti per il rifacimento della zona devastata dall'esplosione di 3 anni fa. Lancia un appello alla regione siciliana e al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola affinché arrivino al più presto i finanziamenti per la ricostruzione dell'intera zona che fu interessata dall'esplosione a causa della perdita di gas. Al governo della regione chiedo con forza di arrivare al dunque, di arrivare al decreto di finanziamento, di portare a casa il progetto di recupero e di riqualificazione urbana con la costruzione dei nuovi alloggi. Chiedo di farlo con forza e chiedo di farlo subito. E sull'anniversario della strage nel paese dell'Agrigentino interviene l'assessore regionale Giusy Savarino. Arturo Cantella.
In merito all'anniversario della strage di Ravanusa interviene l'assessore regionale Giusy Savarino. Nessuno può dimenticare la tragedia di Ravanusa, afferma l'assessore originaria di Ravanusa, e le 9 vittime. Non si può dimenticare Samuele, il bimbo mai nato, e di certo nessuno dimentica le 36 famiglie spollate che hanno perso la loro casa. Il governo Schifani ha lavorato in silenzio per dare una risposta concreta alla cittadinanza ravanusana. Ringrazio il Presidente per la sensibilità dimostrata. Questo quanto affermato dall'assessore al territorio e ambiente Savarino a 3 anni dalla strage di Ravanusa, l'esplosione che nell'Agrigentino costò la vita a 9 persone provocata da una perdita di gas dalla rete di distribuzione del metano. Il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, continua l'assessore Savarino, ha firmato il decreto che garantisce gli aiuti per l'affitto agli sfollati, per i quali è stato previsto attraverso un mio emendamento approvato in sede di variazioni di bilancio un ristoro economico in attesa della ricostruzione che non tarderà ad arrivare. Entro fine mese, infatti, dopo l'approvazione dei fondi del CIPES e il passaggio alla Corte dei Conti, saranno sbloccate le risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione individuate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Presidente della Regione Renato Schifani, per riqualificare l'area devastata dall'esplosione e passare così allo step successivo a cura dell'assessore alle infrastrutture Ricò. Questo, ha concluso la Savarino, ci permetterà di risollevare Ravanusa e la sua comunità e colmare una voragine purtroppo ancora aperta. Rimosso l'albero della vergogna in Piazza Stazione ad Agrigento, ne arriva uno che almeno dà l'idea della festa. L'albero di Piazza Stazione, quello delle polemiche che hanno scatenato la satira con una pioggia di critiche, come è noto, è stato rimosso, anche se difficilmente verrà scordata la figuraccia fatta dall'amministrazione comunale che a cuor leggero si era prestata a mortificare la città. Una questione di pessimo gusto, insomma, con una scelta non certo da città capitale della cultura. Archiviato il caso con la rimozione dell'albero, nella stessa Piazza Stazione è stata collocata una struttura alta 13 metri, illuminata da 10.000 luci a LED, che daranno finalmente l'immagine che si addice alla ricorrenza. Tutti positivi i commenti adesso, anche da parte dei social, che per quanto riguarda l'albero rimosso si sono proprio scatenati e c'era da aspettarselo. Figurarsi se in Piazza Stazione fosse stato previsto, come era stato ventilato da qualcuno, lo spettacolo di fine anno in diretta televisiva, con quella vergognosa presenza al centro della piazza. Domani al Madison di Realmonte si terrà un convegno su Uniti per una Sicilia protagonista in Europa. Arturo Cantella. Venerdì 13 dicembre alle ore 17:30 presso il Madison a Scala dei Turchi di Realmonte ad Agrigento si terrà un interessante convegno dal titolo Uniti per una Sicilia protagonista in Europa. Sarà un momento di incontro per discutere delle esigenze e delle opportunità del nostro territorio da portare in Europa. Saranno presenti gli onorevoli Luca Sammartino, deputato all'Ars e leader della Lega in Sicilia, il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega, l'onorevole Anastasio Carrà, commissario provinciale della Lega Agrigento, l'onorevole Salvo Geraci, presidente del gruppo parlamentare Lega all'Ars, l'onorevole Nicola Cristaldi, i futuristi e altri dirigenti di figure istituzionali della Lega in Sicilia. Modererà l'evento Anna Sciangula. Sarà un'occasione importante per discutere con il gruppo Patrioti per l'Europa e la deputazione presente delle opportunità e delle sfide che la nostra Sicilia deve affrontare per diventare protagonista in Europa. Così ci ha dichiarato l'onorevole Stancanelli. Il Parlamento europeo non è così distante dai cittadini, se a rappresentarci ci sono europarlamentari che ascoltano il territorio e le sue voci.
L'ascolto è il fulcro fondamentale dell'azione politica. Si parlerà di idee e progetti, di presente e di futuro della nostra Sicilia. L'incontro sarà moderato dall'Anna Sciangula. Festa di Santa Lucia domani in piazza Ravanusella ad Agrigento. Si tratta di un ritorno al passato con antichi giochi, canti popolari e non mancherà la cuccia e poi in serata un concerto. Ma c'è attesa naturalmente per la celebrazione religiosa in onore appunto della Santa con le messe e la processione del simulacro. E sulla festa di Santa Lucia vediamo adesso un servizio di Adriana Licausi. È una delle figure più care alla devozione cristiana ed in particolare siciliana. Lei, Lucia, è vissuta a Siracusa e morì martire sotto la persecuzione di Diocleziano intorno al 304. Per difendere la sua fede e la sua purezza patì sofferenze durissime e atroci torture. Santa Lucia, patrona della città di Siracusa, è anche la protettrice dei ciechi, degli oculisti, degli elettricisti, contro le malattie degli occhi e le carestie. E in merito alle carestie a lei è attribuito il miracolo del grano. Da qui la tradizione della cuccia composta da grano, frumento e legumi, caratteristico e tipico piatto di Santa Lucia insieme all'arancina in Sicilia. Un proverbio popolare recita: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. In realtà questo accadeva un tempo, quando la santa era venerata proprio in corrispondenza del solstizio d'inverno, il giorno con il minor numero di ore di luce che segna l'inizio dell'inverno astronomico. Un tempo era celebrato proprio il 13 dicembre, adesso è passato dal 13 al 20-21. Ma la leggenda di Santa Lucia rimane legata alla luce, ovvero a quell'elemento che più manca nel solstizio d'inverno e nei giorni immediatamente precedenti. Il nome Lucia, dal latino lux, indica appunto luce. La celebrazione in onore della giovane martire cristiana assume così il valore di auspicio della luce che tornerà con la prossima primavera e per sancire la vittoria della luce sulle tenebre in molti paesi nordici viene festeggiata con grandi falò, sfilate con fiaccole e cerimonie piene di candele accese. In Svezia e in Norvegia questa giornata è particolarmente cara ai più piccoli perché segna l'inizio del Natale. Evento legato al Natale a Porto Empedocle. Arturo Cantella. Momenti di grande allegria e coinvolgimenti ieri pomeriggio per uno dei primi appuntamenti del ricco cartellone delle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale per il periodo natalizio. Protagonisti assoluti sono stati i bambini, in particolare i piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo Livatino, artefici grazie al lavoro degli insegnanti di due momenti di vero spettacolo. Il primo ai piedi del monumento raffigurante Luigi Pirandello in via Roma, poi sulle scale della Chiesa Madre in piazza Kennedy, con un concerto tenuto dall'orchestra composta dagli allievi dello stesso istituto comprensivo, un pomeriggio nel corso del quale l'atmosfera natalizia ha caratterizzato le normali attività di via Roma, delle zone adiacenti, attirando l'attenzione di turisti di passaggio. Vedere tutti questi piccoli empedoclini in festa è per noi uno stimolo a dare ancora di più il futuro della nostra città, ha sottolineato il sindaco di Porto Empedocle Calogero Mattello, e ringrazio la dirigenza e il corpo docente dell'Istituto Comprensivo Livatino per il grande lavoro svolto, non solo nell'occasione ma nella quotidiana azione educativa. Per quanto riguarda il proseguo delle manifestazioni natalizie, è continuato il primo cittadino, posso assicurare che gli empedoclini saranno gratificati come meritano all'insegna dei momenti tipici della tradizione popolare, della cultura, della musica e dello spettacolo, e abbiamo puntato sulla qualità e sui valori pregnanti del Natale. Tra i prossimi appuntamenti di spicco, sabato prossimo è in programma la presentazione del libro di Monica Gentile nella Sala Camilleri del Palazzo di Città, mentre in giro per le vie dell'Altipiano Lanterna ci saranno gli zampognari. Il Natale Empedoclino, organizzato dall'amministrazione comunale, promette di non tradire le aspettative della gente, fungendo da buon auspicio per il 2025. Festa
si chiama Rigiochiamo, un progetto benefico che interessa i bambini, organizzato da Poste Italiane. Vediamo di che si tratta. In occasione del Natale si rinnova l'iniziativa benefica ideata dalla 1-1 dal titolo Rigiochiamo, che consente il riutilizzo dei giocattoli ancora in ottime condizioni e la loro donazione ai bambini meno fortunati. Si tratta di un progetto benefico e ambientale che, oltre a fare felici i bambini, permette di evitare che giocattoli dismessi, ma ancora nella condizione di essere usati normalmente, possono essere riciclati anziché finire tra i rifiuti. Per il quarto anno consecutivo Poste Italiane partecipa con entusiasmo a questa importante iniziativa, fornendo il proprio supporto logistico per la raccolta dei pacchi nelle sempre più numerose scuole siciliane, dove i nostri portalettere abitualmente vengono accolti con grandissima gioia da centinaia di bambini. Quest'anno faremo tappa anche a Trapani, dove i giocattoli verranno consegnati direttamente alla Croce Rossa, mentre su Palermo verranno portati ai bimbi del quartiere Calza. Per noi è un momento di grande gioia partecipare a questo evento, ma è anche un momento emozionante e da padre mi sento anche particolarmente coinvolto nell'iniziativa, visto che con la mia famiglia abbiamo già fornito alcuni giocattoli per soddisfare delle richieste speciali. Un'iniziativa green che comunque serve anche a sensibilizzare i bambini, i ragazzi, a non gettare, a non sprecare e riciclare comunque giocattoli ancora valenti. Anche quest'anno Croce Rossa Italiana è lieta di essere partner di due grandi istituzioni, quale Poste Italiane e 1-1, per la raccolta e il riuso di giocattoli da destinare a bambini alle fasce disagiate. Questo progetto, all'8º anno, è il pieno della nostra mission, rientra pieno nella nostra mission di Croce Rossa e i nostri 7 principi, quello di alleviare le sofferenze e le vulnerabilità e di poter dare un aiuto all'ambiente. Stiamo raccogliendo tantissimi giocattoli che saranno poi distribuiti il 6 gennaio dalla nostra Befana e dai nostri volontari di Croce Rossa a tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta, che comunque saranno presenti e che saranno avvisati da parte dei nostri uffici di solidarietà sociale. Un grande lavoro di squadra, un lavoro di equipe, un lavoro assieme appunto ad altri partner che ci aiuta e ci porterà ad essere più presenti sul territorio, ma soprattutto a regalare sorrisi. Siamo allo sport calcio, mercato d'inverno per il Castrum Favara, il servizio di Giuseppe Moscato. Arrivano i primi movimenti in seno all'organico della Castrum Favara, la società dei presidenti Rino Castronova e Salvatore Marrone, che ha comunicato di avere rescisso con decisione consensuale i contratti di prestazione sportiva con i giocatori Alessandro Russotto, Adamo Ouattara, Axel Romeo e Alex Scalia. La società li ha ringraziati per l'apporto dato alla squadra, augurando i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere calcistiche. Castrum Favara che naturalmente ha avviato anche il mercato d'inverno per rafforzare l'organico, già pronti i contratti per 2 nuovi giocatori grazie al lavoro svolto dal direttore sportivo Tino Longo. Dalla Cireale approda a Favara Raul Mann, 24 anni, centrocampista di origine rumena, cresciuto nella Pro Vercelli, mentre da Barcellona Pozzo di Gotto arriva Christopher Stichenko, classe 2005, esterno sinistro, nato in Lettonia dove ha giocato in alcune formazioni locali per approdare lo scorso anno nella Cireale e quest'anno nella nuova Egea Virtus di Barcellona. Il direttore sportivo Longo, al microfono del responsabile della comunicazione della Castrum Favara, Giuseppe Piscopo, annuncia altri arrivi nei prossimi giorni che andranno a completare l'organico a disposizione di mister Pietro Infantino. Ascoltiamo Longo. C'è che l'intenzione della squadra, della società, era quella di rinforzare anche con qualche under in più di esperienza e di rinforzare qualche reparto che per noi c'era qualche piccolo problema, ma non legato a un discorso di giocatore, ma anche di carattere tattico, e quindi insieme al mister che abbiamo fatto veramente giorno e notte, si può dire, determinate valutazioni,
e siamo arrivati al punto quindi di togliere qualche giocatore e di prendere qualcun altro con delle caratteristiche che poteva essere più propenso al gioco del mister. Abbiamo chiuso un centrocampista importante. Annunciamo questi due profili. Mal Raul è un giocatore che ha, anche se ha una giovane età, già 90-95 presenze in Lega Pro, è un giocatore fisico perché è alto 1,88 m, tecnico, può giocare in diversi ruoli nell'arco del centrocampo ed è un giocatore che ci stavamo già sopra all'inizio dell'estate, ma non è stato possibile perché miravano, chiaramente essendo noi la matricola, miravano qualche piazza più importante come la Cireale, giusto dirlo. E poi il ragazzo, nel momento in cui a Cireale è successo qualche piccolo imprevisto, perché il loro direttore sportivo, lui l'anno scorso era Bibo, se l'è portato dietro e è andato via, e quindi nel momento in cui è andato via il direttore sportivo da Cireale, il ragazzo si è sentito un po', diciamo, abbandonato a se stesso e quindi voleva cambiare aria, e lì noi ci siamo andati sotto e siamo riusciti a convincerlo a portarlo dentro. Ad oggi è ufficialmente un giocatore del Favara. È anche ufficialmente giocatore un ragazzo che arriva dalla Nova Egea. Dalla Nova Egea sì, un difensore importante, un difensore più che altro un giocatore che può fare anche lui diversi ruoli d'esterno basso alto, come piacciono a mister, che hanno gamba, molto fisico, perché stiamo cercando di alzare l'asticella anche fisicamente. È un giocatore che già vanta oltre 30 presenze in Serie D, è un 2005 e l'abbiamo strappato alla concorrenza proprio all'ultimo minuto. Siamo soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto. Possiamo rassicurare i tifosi che altri ingressi a giorni, già si stanno ultimando i tesseramenti. I tesseramenti si stanno ultimando per un attaccante, diciamo che il trasferimento è già stato fatto ma non c'è la firma sul contratto, ma avverrà domani. È un attaccante importante, un altro difensore importante arriverà domani e un altro ragazzino under, sempre per rinforzare gli under, arriverà stanotte. Il nostro buon Gino Mendolia si è preoccupato ad andarlo a prenderlo e portarlo a casa a farlo riposare, perché domani mattina sarà una giornata pesante. Quindi tante uscite ma tanti ingressi, aumentando l'asticella della festicità, rinforzando la squadra, perché l'obiettivo è di rinforzare la squadra con giocatori già di categoria, che quindi dico ai tifosi di stare sempre tranquilli e sereni, perché nulla viene lasciato per caso. Il 29 dicembre presso l'Hotel Alicudi di Sciacca, appuntamento con il Galà dello Sport e del Terzo Settore 2024 a cura del Comitato regionale e del Comitato provinciale di Agrigento. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.